Ben ritrovati a una nuova puntata di Si può dare di più, come al solito al martedì intorno alle 21 e poi in replica alle 23:45 e poi ricordatevi sempre il mercoledì intorno alle 20:50 sul canale 85. Questa sera parliamo dell'associazione di volontariato Onlus Abeo, che è un'associazione genovese di fondo, però opera anche dalle nostre parti attraverso il sostegno di tutti quanti, e proprio in questo momento che siamo praticamente a Pasqua c'è una raccolta straordinaria con le uova di Pasqua. Prendiamo questa associazione come esempio, ma ci sono anche tante altre iniziative delle uova di Pasqua per altri enti e altre associazioni. Questa sera, per stimolare tutti quanti e per anche così cogliere questo gesto che può appunto nascere attraverso il dono di un uovo di Pasqua, abbiamo appunto con noi l'associazione Abeo. Direi andiamo a presentare gli ospiti, direi dalla vicepresidente Isabella Mangini. Ciao, buonasera Isabella. Buonasera, buonasera. Grazie. Benissimo, poi andiamo da Simona Traspedini, che è la responsabile per l'associazione della raccolta fondi. Ciao Simona. Ciao a tutti, buonasera. Ecco, ci siamo già conosciuti in questi anni, ma è sempre bello rinnovare questa amicizia anche, no? Insomma, far conoscere le vostre belle iniziative. Grazie. E poi abbiamo un giovane volontario, Alessio Bruzzone, volontario dell'associazione Abeo Liguria, che lo salutiamo anche lui. Ciao Alessio. Buonasera, buonasera. Bene, Alessio insomma ci stimolerà un po' tutti i giovani a dedicare un pochino del tempo proprio libero per qualche associazione che hanno magari vicino a casa, che li può anche interessare. Intanto grazie a tutti per questo momento, la solita mezz'oretta si può dare di più, che cerchiamo ogni settimana da tantissimi anni di raccontare dei gesti di solidarietà e appunto valorizzare il volontariato che è molto presente dalle nostre parti, nella nostra regione Liguria. Io direi di iniziare con Isabella. Per chi non avesse ancora sentito questo nome, Abeo, chi è questa associazione? Allora, l'Abeo è Associazione Bambino Emopatico Oncologico, quindi è un'associazione che si occupa di seguire i bambini e le famiglie in cura al Gaslini nei reparti di oncoematologia. Questi bambini, che vengono in maggior parte da altra regione e da altra nazione, si fermano in media 2 anni. 2 anni per completare il ciclo terapeutico. Ovviamente non rimangono sempre ricoverati e hanno bisogno di essere appoggiati o supportati. Ecco perché nasce l'Abeo, che nasce 40 anni fa da un gruppo di genitori e nasce proprio per collaborare con l'ospedale e sostenere le famiglie. Noi abbiamo all'interno dei reparti un ufficio di accoglienza dove c'è una nostra dipendente che si occupa di seguire queste famiglie e di ricogliere i bisogni e di cercare ovviamente di dare una risposta. Certamente il bisogno primario è una casa, perché come ho detto si fermano 2 anni, ma per fortuna non sempre ricoverati, quindi quando escono dall'ospedale hanno bisogno di un alloggio. L'Abeo ha la grande casa di Capitani Coraggiosi dove ci sono 15 appartamentini con sale giochi, con giardini, dove la famiglia viene accolta. Lo scopo era anche quello di far riunire in un momento così difficile un nucleo familiare, quindi non solo più un bambino e una mamma, un papà, ma di far venire qualche fratellino, una sorellina. È difficile immaginare lo sgomento che prova una famiglia quando ha un figlio con una diagnosi ancora così importante e pesante, nonostante gli ottimi risultati che la medicina in questi anni ha fatto. Ecco, Isabella, in questa direzione come sta andando? C'è sempre
insomma, tanto da fare oppure insomma, riuscite a soddisfare tutte le richieste? No, le richieste sono tantissime. Noi mettiamo questi 15 appartamentini e cerchiamo di dare rotazione, però ancora oggi io ne esco da una riunione dove si è parlato della possibilità di implementare questo numero, perché noi accogliamo quei bambini che hanno bisogno di un luogo dedicato, di un appartamento, perché sono immunodepressi e quindi non possono stare in una comunità, e questi, diciamo che di appartamenti di questo genere al momento non ce ne sono tantissimi, c'è sempre bisogno di aumentare nel numero, e quindi noi adesso abbiamo appena ristrutturato la casa dei capitani coraggiosi, però abbiamo aperto all'eventualità di ampliare questo numero con altri progetti. Bene, allora Isabella, poi ci racconterai ancora qualcosa in quella direzione. Tra l'altro mi verrebbe da subito chiedere la grande casa dei capitani coraggiosi, perché questo nome? Perché in effetti i nostri bambini sono dei capitani coraggiosi. Come dicevo, le patologie sono pesanti, attraversano con grande coraggio un periodo difficile. Volevo anche sottolineare il fatto che spesso arrivano dei bambini da altra nazione, da altra regione. Noi abbiamo russi, ucraini, albanesi, arabi. Questi bambini arrivano in un luogo dove non parlano la lingua, dove ci sono colori, odori, usi diversi, e quindi è molto importante entrare in un ambiente dove si sentono accolti e appoggiati per affrontare con coraggio questo periodo molto, molto difficile, e questo è quello che noi speriamo di fare. Allora passerei a Simona, perché bisogna allora sostenere queste iniziative, soprattutto credo che le spese non mancheranno per portare avanti questi appartamenti e le spese anche quotidiane. Uno dei modi per sostenere in questo periodo, voi da tanti anni portate avanti le uova di Pasqua, è vero Simona? Sì, appunto diciamo che il tema del costo degli appartamenti è molto attuale, quindi il caro bollette ovviamente purtroppo colpisce tutte le famiglie, ma anche noi. E quindi quest'anno ancora di più è fondamentale per noi l'aiuto di tutti i nostri amici e sostenitori che da sempre, ormai da più di 30 anni, ci aiutano con la campagna pasquale e la scelta del nostro uovo di Pasqua per fare una donazione. Devo dire che i genovesi, i liguri in generale, perché la nostra campagna non si sviluppa soltanto nel territorio genovese, ma appunto cerchiamo di distribuirle un po' in tutta la Liguria, grazie ad amici, a sostenitori, a genitori che hanno vissuto l'esperienza della malattia del figlio e che continuano ad aiutare l'associazione coinvolgendosi in queste campagne di raccolta fondi. Anche su Chiavari abbiamo diverse persone che ci sostengono ogni anno, in particolare preme ringraziare Michela, che se ci segue insomma mi fa piacere ringraziarla, perché la distribuzione comunque delle uova per noi è un compito impegnativo, ma che ci permette davvero di aiutare concretamente tutti i giorni queste famiglie, perché ovviamente tutti i giorni c'è bisogno di un sostegno, di un aiuto, di dare risposta a certi bisogni. Ecco, tra l'altro, Simona, scusa che ti interrompo, dalle nostre parti parlo di Chiavari, a zona anche di San Salvatore, e so che questa iniziativa viene promossa anche in diverse scuole, appunto, perciò è molto così interessante e anche bello, no? Le scuole, diciamo, sono la nostra
prima risorsa. Da anni Abio per fortuna riscontra la solidarietà di tante famiglie e questo è possibile solo l'aiuto dei collaboratori scolastici, degli insegnanti, delle rappresentanti di classe che per questo periodo si prendono questa piccola però anche fastidiosa delle volte incombenza di prendere le prenotazioni per le uova e di appunto anche, come dire, perdonarci dei piccoli errori nella distribuzione e nella consegna delle stesse, visto che noi operiamo solo ed esclusivamente grazie ai volontari, quindi sia a chi si occupa di ricevere gli ordini, di poi evaderli, caricare, scaricare, per non parlare dei nostri volontari autisti che in questo periodo appunto girano tutta la Liguria per cercare di distribuire capillarmente le uova a più persone possibile. Ecco, Simona è uno dei tanti volontari, ma questo è un volontario giovane. Alessio, come lo presenteresti l'impegno di Alessio all'associazione? Beh, la presenza dei giovani come Alessio fa bene, pensa tutto il movimento del volontariato perché portano nuova linfa, nuova energia. Alessio da subito si è dimostrato molto volenteroso anche nella campagna di raccolta fondi, insomma anche lui si è messo in prima linea a distribuire ad amici, parenti, clienti le nostre uova, proprio perché io penso, ma questo ve lo dirà lui, che chi vive poi l'esperienza a contatto diretto con i nostri bambini, i nostri ragazzi, le nostre famiglie, si rende veramente coinvolto e si rende veramente conto di tutte quelle che sono le esigenze a cui si cerca di dare una risposta. Quindi penso che poi venga proprio spontaneo farsi coinvolgere. Allora Alessio, ci racconti un pochino la tua storia, intanto come hai conosciuto l'Abeo? Allora, a proposito di scuole, io l'ho conosciuta proprio attraverso la scuola, perché quando andavo alle superiori, proprio per la raccolta appunto delle uova, ho avuto modo di conoscerla come realtà. Poi è un'associazione che è molto vicino a dove abito come zona e diciamo in realtà è venuto un po' successivamente al termine dei miei studi l'idea del volontariato, ovvero circa 2 anni fa, nel periodo diciamo, di quarantena per la pandemia, e mi è venuta proprio la sensazione di voler appunto fare qualcosa, dedicare un po' del mio tempo per qualcosa che non riguardasse solo me, la mia persona, ma anche chi stesse intorno, comunque anche in parte la mia comunità, in generale altre persone. E per quello che è stata la mia esperienza, la cosa più bella di dedicare tempo al volontariato è stato proprio appunto, io sono andato con la cosa di dire vorrei dare e mi sono ritrovato in realtà probabilmente quasi più ad avere paradossalmente, perché come diceva Simona, non solo ti ritrovi coinvolto, ma è impossibile non rimanere coinvolto, perché comunque sia paradossalmente esatto, è un circolo virtuoso, cioè più dai e più ti torna e più ti ritorna voglia di dare. E secondo me è una cosa che per un giovane dà tanto, perché in un periodo come questo, dove magari a volte è anche difficile, si hanno pochi punti di riferimento, è proprio un'attività che ti dà proprio, secondo me, una sensazione di pace, di giusto, un qualcosa che ti mantiene, ti fa stare proprio bene, diciamo. In particolare io ho scelto Abeo anche perché personalmente mi piace stare coi bambini e questo secondo me in Abio crea una grande energia positiva perché ci sono tanti bambini, come dicevamo appunto, che provengono da tante parti sia d'Italia ma in generale del mondo. Anche questo è un aspetto secondo me molto arricchente perché capita poi appunto di giocare e conoscere anche perché poi comunque si ha contatto con le famiglie, quindi conoscere magari abitudini di altre regioni o di altre parti del mondo, anche banalmente salutarsi e essere curiosi di un'altra lingua piuttosto che altri usi. Ecco perché Alessio facci un po' capire. Vabbè, il bambino è ricoverato al Gaslini e voi ospitate ad esempio i genitori. Poi si crea un rapporto, venite in contatto anche voi col bambino e poi credo che c'è anche
il saluto non è un saluto, punto e basta, un arrivederci, l'amicizia rimarrà, credo, nel tempo, giusto? Certo, diciamo che chiaramente passando poi mesi o talvolta anni si instaurano chiaramente dei rapporti coi bambini, quanto anche proprio in generale con le famiglie. Chiaramente è giusto avere il giusto, tra virgolette, distacco, nel senso che comunque si accompagnano queste famiglie durante questo viaggio, questo percorso di cura, si spera fino appunto alla guarigione, però allo stesso tempo è innegabile che ci si ritrova per coinvolgere, anche perché noi volontari andiamo appunto alla grande casa dei capitani coraggiosi, nel momento in cui i bambini comunque non sono in ospedale, ma sono appunto nelle strutture, e lì si passa la giornata, si organizzano giochi, si cerca di stare insieme, comunque si dà anche un momento un po' di evasione, di leggerezza, anche perché comunque sono bambini che magari vengono sradicati dal loro contesto, quindi non sono più a casa con i loro amici, talvolta magari coi fratelli che restano in Romania piuttosto che Ucraina, dov'è che devono essere, e quindi diciamo quella dimensione del gioco, dello svago, di passare il tempo, di avere un ambiente che comunque in qualche modo cerca di essere amico, è un po' quella la funzione secondo me primaria, e in particolare forse per dei volontari, noi un po' più giovani, proprio perché il bambino forse istintivamente vede un po' più proprio un alleato nel ragazzo più giovane, può magari anche fare giochi, essere un po' più scalmanato. In questo senso penso che ci sia un bello scambio in particolare tra bambino e volontario giovane. Insomma, anche voi fate parte dei capitani coraggiosi, eh? Sono più coraggiosi loro, diciamo che però ti fanno vivere la vita con un po' più di coraggio e secondo me anche con un po' più di voglia di sorridere. Simona. Volevo fare una Sì. precisazione perché appunto la grande casa dei capitani coraggiosi, oltre per, diciamo così, sottolineare il coraggio dei nostri bambini, viene proprio da una donazione, perché nel 2015 la vedova del comandante Sbragi, che non so se ricordate, era il comandante che ha anche salvato un aereo da un ammaraggio di Genova, la vedova ha voluto fare proprio una donazione in ricordo sia del marito che del figlio, che anche lui è morto in un incidente aereo, e quindi anche in onore del comandante Sbragi, che abbiamo cercato, ecco, insomma, un po' un nome che desse così il giusto risalto a tutti. Questo perché ovviamente, nel senso, tutto quello che facciamo lo possiamo fare grazie davvero alla generosità di chi crede e chi ci accorda la fiducia, perché ovviamente ogni donazione, da quella grande a quella più piccola, sono segni di fiducia concreta nei nostri confronti. Quindi insomma non possiamo fare altro che ringraziare davvero tutti. Ecco, rimanendo sugli alloggi, eccetera, qua sul sito, qua e là, che avete già visto qualche foto, c'è proprio ben definito le case, quanti alloggi avete, no? Esatto, sì, questa appunto è la struttura della nuova grande casa, nuova perché l'abbiamo inaugurata proprio a fine del 2019, quindi poi siamo entrati subito in pandemia, per cui è stato insomma un momento un po' così di shock, però diciamo che proprio, non so se rende l'idea, ma la casa è tutta circondata da questo grande giardino, anche molto alberato, per cui le nostre famiglie, che tutto sommato sono già abituate a vivere in una situazione di isolamento, quindi per loro forse è stato meno difficile vivere l'isolamento che non per noi, sebbene ci fosse molta più apprensione e paura per la salute dei bambini, dei ragazzi, però proprio grazie alla posizione di questa casa, che è subito attaccata al Gaslini, quindi anche questo dà fiducia e tranquillità nelle famiglie, e a questo grande giardino, diciamo che il periodo del lockdown è stato vissuto in maniera anche più serena, meno pesante, ovviamente senza la presenza dei volontari, perché questo era impossibile, però tra di loro, ecco, questo ha creato una maggiore coesione e unità tra le famiglie.
famiglie che si sono ritrovate insomma, ad aiutarsi a vicenda. Quindi è stato un periodo molto duro da una parte, ma molto bello e molto intenso, perché si sono creati veramente dei legami molto forti. Quindi questo lo ricorderemo anche positivamente da un certo punto di vista. Bene. Isabella, possiamo dire ancora qualche progetto che avete nel futuro in mente? Certo, ma i progetti nel tempo ne abbiamo fatto tanti, importanti, a partire dall'assistenza domiciliare, andare avanti, sono tanti progetti sostenuti da ABER. Oggi abbiamo un progetto molto bello che nasce dall'idea di dare a un bambino che è stato appunto in cura qui in ospedale, come dicevo, in un momento difficile, dove si è visto trasformato, dove sicuramente ha sofferto, dove ha avuto paura, un'esperienza positiva. Questo progetto nasce da un bando del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla psico-oncologia, e appunto di concerto con le psicologhe del Gaslini, che sono due psicologhe fortemente volute anche da ABER, tanto che sono pagate da ABER per i reparti di onco e di ematologia, abbiamo insieme pensato di dare a questi bambini un'esperienza positiva che nasceva da un desiderio del bambino. L'esempio più banale: se questo bambino a casa aveva espresso il desiderio di fare un corso di teatro, di imparare a suonare uno strumento, noi, grazie alla collaborazione con diversi professionisti ed esperti, gli abbiamo regalato questa esperienza. Quindi abbiamo avuto qualcuno che appunto ha fatto un corso di teatro, abbiamo 3 fratellini che hanno chiesto di fare un corso di pop. Quindi tutto nasce dall'idea di dare un momento di leggerezza, di serenità in un periodo così difficile, che, come sottolineava Simona, non solo la malattia, ma il Covid ha aggravato ancora di più. Quindi questo progetto, che ha avuto grosso successo, siamo riusciti a creare in giardino degli spazi dedicati per accogliere anche bambini che non erano della nostra struttura, ma nel periodo estivo in sicurezza all'aperto, per fare arte terapia, musicoterapia. Qualcuno ha chiesto di imparare a suonare un violino, insomma ci sono state diverse di queste attività, e recentemente, grazie a una donazione, siamo riusciti anche a ristrutturare una parte che soffriva un po' di uno stato così di poca cura, perché era un giardino poco coltivato e poco tenuto. Ci hanno regalato una pista stupenda per motocross e per bici su un prato finto, che ha riscosso un successo pazzesco, e questo grazie a Vanna Edera e gli amici di Vanna Edera e una signora russa che appunto ha finanziato questo progetto. E visto i risultati, abbiamo deciso di riproporre un progetto simile, con qualche piccola variazione, anche quest'anno. Quindi è uscito un nuovo bando e parteciperemo, cercando di portare altre, diciamo, il focus più sulla famiglia e sull'accoglienza, ma comunque sempre sulle attività che possano rendere sereno questo periodo. Bene Isabella, ci avviciniamo verso la fine, bisogna ancora dire 2 o 3 cose. Con Simona volevo, così ci sono diversi eventi che ogni tanto fate durante l'anno, non ultimo avete insomma promosso anche voi la giornata mondiale del cancro per i bambini, e attraverso una vostra iniziativa, no?
Sì, insomma, il nostro scopo è anche quello di sensibilizzare, di portare l'attenzione su questa tematica. Questa giornata, che è il 15 febbraio, viene diciamo, organizzata dalla federazione di tutte le associazioni dei genitori dell'oncoematologia pediatrica. Il simbolo di questa giornata è il melograno, che è insomma un frutto che simboleggia la speranza, e in questa giornata in tutta Italia, dove c'è un'associazione legata a un centro di riferimento per l'oncologia pediatrica, viene simbolicamente piantato questo alberello. Per quanto riguarda la ricerca sui tumori infantili, purtroppo bisogna dire che c'è ancora tanto da fare. Questo perché i tumori infantili sono comunque tumori rari, sono considerati malattie rare per l'incidenza che hanno, perché ovviamente i bambini della fascia dell'età pediatrica è una fascia limitata e purtroppo tipi di tumori ce ne sono troppi, per cui vengono considerati come malattie rare, e per questo manca uno sviluppo proprio e preciso di farmaci e terapie per la fascia pediatrica, perché spesso vengono, diciamo, adoperati e ritarati gli stessi farmaci che vengono usati per l'adulto. Però, come dice sempre il presidente della federazione, appunto, il bambino non è un adulto in miniatura, quindi è evidente che bisogna dare ancora impulso e stimolo per una ricerca dell'ambito pediatrico. Alessio, dobbiamo terminare parlando di questa raccolta straordinaria in occasione delle uova di Pasqua. Cosa dici tu a proposito? Allora, innanzitutto dico che le uova sono buonissime, quindi prendetele, mangiatele, ed è veramente una bella occasione alla fine per fare del bene. Se appunto qualcuno magari non ha tempo, ancora non si sente pronto di fare del volontariato, già comprare semplicemente un uovo è un aiuto importante, e soprattutto, diciamo, aiutando poi in associazione, ormai il secondo anno, posso garantire che c'è dietro proprio un gran lavoro, un bel lavoro, e diciamo che è un gesto piccolo che aiuta tanto e serve soprattutto tanto, perché comunque è un'associazione che si basa anche su queste iniziative. E a proposito visto che si parlava di sensibilizzazione, una cosa a cui tengo molto, soprattutto perché, sempre restando nel tema giovani, il nostro sangue è particolarmente importante, una cosa su cui mi è capitato di sensibilizzare insieme ad Abio, appunto, è il discorso della donazione del sangue. Io ero un fifone che non l'ha mai fatto, e conoscendo poi questa realtà ho capito quanto è importante e quanto alla fine sia un gesto semplicissimo. Quindi, se possibile, soprattutto ai giovani, perché la fascia d'età 20-40 è l'età migliore, basta chiamare l'ospedale pediatrico vicino casa, è semplicissimo, ed è un altro gesto molto bello a cui con pochissimo tempo si inizia già intanto a fare tanto, sperando poi che, secondo me, ripeto, approcciarsi al volontariato è una cosa che aiuta e fa crescere tanto. Ecco, hai già coinvolto in questi pochi anni qualche tuo amico, ne parlate di queste iniziative, adesso anche questo gesto del donare il sangue tra i tuoi Certo, amici. mi è capitato sì di parlarne, anche perché poi chi mi è vicino e mi conosce lo sa quanto è una cosa proprio che mi piace, ci tengo tanto, anche magari periodi in cui tra lavoro e studio faccio più fatica a essere presente in associazione, però ne parlo sempre tanto. E devo dire che mi è capitato di convincere qualche amico, sì, magari in altre associazioni. In Abbio in realtà nessuno ha ancora partecipato, però comunque ho comprato uova o panettoni quando è Natale. Anche sul discorso donazione del sangue ho convinto un po' di amici, conoscenti vari a fare questo gesto, che secondo me, ripeto, sono tutti piccoli passi che già nel momento in cui uno, anche solo comprando l'uovo, secondo me dentro di sé ha un piccolo senso di felicità, di gratitudine forse anche, e già quello è un piccolo assaggio di quello che secondo me è il volontariato, e che già è un bel gesto e appunto un aiuto concreto. Simona, allora, diciamo anche, c'è ancora tempo, uno che sentisse queste notizie, cosa deve fare per raggiungere? Allora, sicuramente per chi è di Genova, da domani, quindi Mercoledì.
da mercoledì, no, anzi penso forse già da oggi, martedì 5, saremo in piazza De Ferrari con la nostra casetta per distribuire le nostre uova fino al 14, quindi chi ha la possibilità di venire direttamente in piazza De Ferrari, li aspettiamo numerosi, non per comprare ma per scegliere il nostro uovo, perché è proprio spero che chi sceglie il nostro uovo non lo faccia semplicemente per prendere un uovo di Pasqua, ma perché vuole davvero fare un dono, quindi a questa cosa ci tengo. Per chi fosse di fuori Genova, anche zona appunto Chiavari, può contattarci, sul sito trovate tutti i nostri riferimenti, l'indirizzo mail, il numero di telefono e cercheremo appunto un nostro contatto il più vicino possibile per cercare di distribuire quante uova il più possibili. Perché ecco, c'è voi da siete dire... un po' presenti in tutta la Liguria, comunque Genova sicuro, tutta è Chiavari, Sì. zona Levante anche. Sì, sì, noi abbiamo appunto questi amici sostenitori che scelgono di aiutarci in questa campagna, quindi chi ha un negozio magari li tiene in negozio, chi appunto li distribuisce nelle chiese. Capisco che sia un periodo complicato, quest'anno ci siamo trovati per 2 anni di fronte l'emergenza Covid che ovviamente ha reso tutto più difficile. E quest'anno capiamo che l'emergenza dell'Ucraina, voglio dire, purtroppo richiama altre energie e capisco che si cerchi di aiutare tutti e quindi che siano momenti difficili, però ecco, i nostri bambini continuano di avere bisogno tutti i giorni, ogni giorno, e quindi contiamo davvero su di voi. Bene, allora abbiamo terminato questa puntata di Se può dare di più. Io ringrazio gli ospiti dell'associazione Abbio Liguria. Allora Isabella, buon proseguimento. Grazie, grazie mille, anche grazie per averci accolto e permesso di parlare della nostra associazione. Bene, e tra l'altro è l'occasione perché da tanti anni credo siamo a più di 1250 puntate, perciò più di quasi 25 anni. Vogliamo, per chi anche ci sta ascoltando, prendo l'occasione per dire di proporre la propria associazione, ormai con le nuove tecnologie e sarà sempre di più anche per le nuove tecnologie appunto televisive, ci vedranno in tutta la Liguria, perciò noi con i mezzi anche, no? Questa sera siamo su Zoom e riusciamo anche ad andare distante facilmente, perciò qualche bella iniziativa ci farà molto piacere ad accoglierla. Salutiamo Alessio, complimenti per tutta la tua passione, il sorriso che ci hai trasmesso parlando di volontariato. Alessio, ciao. Grazie mille, grazie dello spazio, grazie. A scuola cosa fai? Io adesso io lavoro, ma da quest'anno mi sono anche iscritto all'Università Lettere Moderne. Benissimo. Sono al primo anno. Allora in bocca al lupo per tutto, per tutte le tue Grazie cose. Mille. E Simona, grazie anche per l'organizzazione appunto della puntata, avendo coinvolto sia Isabella che Alessio. Simona, c'è un appuntamento alle prossime iniziative. A volte anche la notizia breve che ci può essere si può mandare in redazione, noi nei nostri TG viene comunicato. Bene. Grazie. Benissimo, allora noi ci vediamo la prossima settimana con un altro appuntamento di Si può dare di più e con questo vi saluto e buon proseguimento di serata. Arrivederci.